incidente a Sernaglia della Battaglia lungo la statale che porta a Pieve. Nell'impatto è morto sul colpo una 56enne di Vidor, 2 feriti, sul posto i vigili del fuoco e i sanitari del SUEM 118. 35 tombe profanate con un pennarello indelebile al cimitero di Gorgo al Monticano, deturpata anche la lapide di una bimba di 6 anni. Il sindaco promette: li troveremo e saranno puniti. Domani saranno 2 anni dal primo decesso di Covid in Italia. Nella Marca il 10 marzo riaprirà il pronto soccorso di Vittorio Veneto. Primo Covid ospita l'attesa per la 4ª dose per 30.000 fragili. Giornata nazionale del personale sanitario, il ringraziamento del Presidente della Repubblica e del Governatore del Veneto. Cuore, condivisione e professionalità, medici e infermieri resteranno nella storia. Il Green Pass è diventato uno strumento superato. Ascom Confcommercio ne chiede l'eliminazione ed un graduale ritorno alla normalità. Tubo dell'alta pressione si rompe nella sala interna della risonanza magnetica. Tutti gli esami fissati per abbattere le liste d'attesa rinviati. Domani pomeriggio nuova verifica per rimettere in funzione il servizio. Cerimonia di chiusura delle Olimpiadi invernali di Pechino che hanno incoronato la nostra Stefania Costantini. Il passaggio di testimone per Milano Cortina e 2 sindaci. Zaia è un sogno che diventa realtà. Un fiume di gente in città per la prima domenica di Carnevale, tra mascherine e frittelle. Il Carnevale diffuso prende vita a Treviso, particolarmente apprezzata la scenografia della Loggia dei Cavalieri. Buonasera, ben ritrovati dalla redazione di Treviso. Dunque l'avete sentito in primo piano la cronaca con una tragedia nel tardo pomeriggio a Sernaglia della Battaglia. In un tamponamento fra 2 auto ha perso la vita una donna di 56 anni residente a Vidor, feriti gli occupanti dell'altra vettura. Il grave incidente è avvenuto in via Massaroli intorno alle 17:30 lungo la strada provinciale che da Sernaglia porta a Pieve. Le 2 vetture sono finite in un campo adiacente alla strada, un impatto violentissimo che non ha lasciato scampo alla donna. Sul posto sono arrivati in poco tempo i vigili del fuoco che hanno lavorato a lungo per estrarre i feriti ed il corpo della vittima. I 2 feriti non dovrebbero essere in gravi condizioni, sono stati portati dai sanitari del SUEM 118 in ospedale. Sul posto per i rilievi di legge i carabinieri di Pieve di Soligo. 35 tombe profanate scritte con un pennarello indelebile, un atto gravissimo che non trova nessuna giustificazione. È accaduto a Gorgo al Monticano, deturpata anche la tomba di una bimba. Mi sono chiesto chi può essere questa persona infame che ha fatto un gesto del genere. Un gesto ingiustificabile. Oggi nel cimitero di Gorgo al Monticano c'era un viavai di persone che andavano a controllare la lapide del proprio caro. 35 tombe profanate. Il papà di una bimba di 6 anni si è trovato di fronte alla foto della piccola scarabocchiata e la lapide scritta. Un colpo al cuore di un dramma che i genitori continuano a vivere giorno dopo giorno. Non ci sono parole, ci dice. La persona che ha fatto questo non merita nulla. Cosa vorrebbe dire? Non dire niente perché sarei troppo pesante forse. E lanciare un po' un appello a questa persona di farsi avanti. Non lo farà perché un infame non si presenta, non avrà il coraggio sicuramente. Parole dettate dal dolore che ha visto calpestato quel sentimento che ognuno dovrebbe avere, il rispetto. Eppure la mano che ha scritto su tutte queste lapide probabilmente non ha nemmeno una coscienza. Una o più persone, certo è che la scrittura probabilmente è di una sola. Si pensa a qualche ragazzino. Le indagini dei carabinieri sono scattate appena arrivata la denuncia da parte dei cittadini e dell'amministrazione comunale che si è subito attivata. Si sta cercando di far sparire le scritte, ma il pennarello utilizzato è indelebile. Non c'è una logica, sembra che le lapidi siano state scelte a caso. Un gioco? Certo è che se dovesse essere trovata la persona responsabile dovrà pagare per un gesto tanto assurdo. L'atto vandalico, se così possiamo definirlo, è accaduto tra le 14 e le 15 di ieri. E già ci sono alcune testimonianze di cittadini che hanno visto allontanarsi qualcuno in bicicletta. Vero o meno, gli investigatori sono al lavoro per dare un nome ed un volto a questi vandali. E questa mattina al cimitero di Gorgo al Monticano sono arrivati il sindaco e anche il vice sindaco, un sopralluogo per vedere lo scempio compiuto dal vandalo. Il mio cuore non accetta, così il sindaco Giannina Cover, dopo aver visto con i propri occhi quello che ha saputo fare un vandalo nel cimitero del suo comune. È un atto ingiustificabile, vandalico, e spero che chi ha commesso questo atto che venga preso e i defunti bisogna lasciarli in pace.
I cimiteri sono luoghi sacri, dove ci sono i nostri cari e dove nessuno deve mettere mano. Girano fra le tombe, vengono fermati dai cittadini increduli di fronte a tanta ignoranza. Sono ragazzi che non hanno puntato un qualcosa di specifico, sono andati a caso proprio per fare un atto vandalico. Addirittura il nostro cippo della patria, all'inizio dell'entrata del cimitero Vecchia, e non hanno capito niente della nostra storia, della nostra vita. I valori sono finiti. Ora si indaga, troveremo chi è stato, è la promessa degli amministratori. Sì, sembrerebbe siano dei ragazzi, abbiamo già ristretto il campo grazie alle segnalazioni ricevute dai cittadini, dagli utenti del cimitero. Abbiamo indicazioni che ci dicono una fascia oraria che va dalle 2 alle 3:30 circa. Già ci segnalano qualcuno in bicicletta, quindi stiamo già stringendo un po' il campo su chi siano i colpevoli. Devono pagare per quello che hanno fatto, dice il vice sindaco. Il parere mio è quello di parlare con il dottor Benazzi, riuscire a metterli a lavorare un anno in una casa di riposo, così da capire i valori della vita e quindi pensarci magari a cosa hanno combinato in questi giorni, in questa giornata. Non ci sono telecamere nel cimitero, ma i carabinieri andranno a vedere le immagini della videosorveglianza nelle zone vicine. E domani saranno 2 anni dall'inizio della pandemia, un anniversario che si apre con il via libera alla 4ª dose booster per i pazienti fragili. Faremo 30.000 vaccinazioni, buona parte di queste sono a domicilio e che io mi auguro anche col supporto, come è già stato, dei medici di famiglia e delle nostre USCA, e dall'altra parte ovviamente persone che verranno ai centri vaccinali. Come si sa, noi non smantelleremo i centri vaccinali. 4ª dose nella Marca per 30.000 trevigiani. Il conto è presto fatto all'indomani del via libera di AIFA alla 4ª dose booster per le persone più fragili. Con questo dato e l'arrivo per fine mese del siero Novavax, la campagna vaccinale ora sottotono potrebbe avere una nuova spinta. Siamo passati da 50.000 vaccinazioni che facevamo al giorno, oggi alle 12-15.000. Un dato che racconta la massiccia adesione dei trevigiani alla campagna vaccinale nella giornata, quella di oggi, che precede un anniversario importante. Il 21 febbraio di 2 anni fa, con il decesso del primo paziente Covid a Vo Euganeo, il Covid era ufficialmente entrato in Italia. Abbiamo bisogno, lo ribadisco sempre, di libertà, di tornare a fare le cose che facevamo prima della pandemia. Quindi il pensiero più felice è quello di dire assolutamente noi arriviamo a fare il vaccino per le persone fragili, per le persone over 65, come facciamo per l'influenza, per il Covid, in modo tale da evitare che queste persone possano ammalarsi in modo decisivo. Mentre per il resto della popolazione potrebbe bastare, secondo Benazzi, la 3ª dose, per la maggior parte già ricevuta. Un primo passo verso la normalità sarà la riapertura del pronto soccorso di Vittorio Veneto, primo Covid Hospital, fissata per il 10 marzo prossimo. Resta il tempo per fare qualche riflessione. Tanta amarezza per tutte le persone che per Covid non ci sono più, nelle parole del direttore generale, ma anche una grande lezione che resterà valida per sempre. Oggi questo virus ci ha insegnato a comportarci in modo diverso, quindi attivare dei protocolli, come stiamo facendo in ospedale, mantenere le distanze e soprattutto lavarsi le mani. Poi il Covid ci ha anche insegnato ad essere più solidali tra noi. Almeno gli operatori sanitari si sono resi conto che solo facendo squadra si riesce a superare qualsiasi difficoltà, e questo è stato positivo. E poi ovviamente anche l'altra cosa, di utilizzare i servizi sanitari in modo appropriato, evitando di utilizzarli quando non serve. Il messaggio di gratitudine che il presidente Mattarella ha inviato al personale sanitario, socio-sanitario e socio-assistenziale per lo sforzo compiuto in questi 2 anni di Covid è anche il nostro, il mio, quello dei Veneti, a tutti gli operatori del sistema socio-regionale. Grazie per quello che avete fatto, spesso con eroismo, grazie per quello che farete con abnegazione che va ben oltre gli obblighi contrattuali. Così il presidente della Regione Veneto Luca Zaia si rivolge agli operatori sanitari veneti nella seconda giornata nazionale del personale sanitario, sociosanitario e socioassistenziale. In Veneto, aggiunge, abbiamo assistito a qualcosa che rimarrà nella storia. Tutti, nessuno escluso, sono stati curati al meglio e dei migliaia finiti in ospedale. Moltissimi hanno avuto la vita salvata dal lavoro e dal coraggio di questi sanitari.
Serve tornare alla normalità velocemente, così Federico Capraro, presidente di Ascom Confcommercio Treviso, per il quale lo strumento del Green Pass è da considerarsi ormai superato. Era giusto ieri spingere sul Green Pass, è giusto oggi chiedere che velocemente si torni alla normalità senza più questo condizionamento, perché così come velocemente noi ci siamo trovati in una situazione di difficoltà, così altrettanto velocemente oggi ne stiamo uscendo. Voluto dal mondo del commercio come forma di tutela di clienti e lavoratori, il Green Pass per il presidente di Ascom Confcommercio Treviso ora può essere eliminato, considerato unico strumento superato in un momento in cui è necessario ritornare il più velocemente alla normalità. Siamo stati troppo lenti a chiudere quando c'era il momento di chiudere, durante la prima e la seconda ondata. Siamo oggi troppo lenti a riaprire con la terza e con la quarta. Ecco perché io dico che bisogna tornare velocemente a questo, perché è la cura di cui oggi c'è bisogno. Se il terziario veneto ha dato grande prova di stabilità, la pandemia ora rischia di diventare sociale. Per Capraro servono politiche di aiuti non solo in un'ottica di rigenerazione urbana, ma soprattutto di sostegno alle famiglie e alla natalità. Un'analisi che trova il pieno sostegno del segretario della CGIL, Mauro Visentin. Circa 20.000 assunzioni in più sul 2020. Il dato che grida vendetta è il dato legato alle assunzioni a tempo indeterminato, che è un dato che su 100 non arriva neanche, poco più del 17%, per cui ancora una incapacità di costruire prospettiva per i lavoratori. Delle 92.315 assunzioni del 2021, solo 15.800 sono contratti a tempo indeterminato. L'industria incassa 21.625 assunzioni, i servizi 59.160. Dal lavoro sui codici Ateco alla definizione dei primi protocolli per la sicurezza nei luoghi di lavoro, la pandemia ha creato nuove forme di collaborazione tra il sindacato, le aziende e le prefetture, rivelando però fin da subito nel precariato l'anello debole della nostra economia. Una lettera indirizzata a tutte le istituzioni del territorio, la parola d'ordine è salvare le piccole e medie imprese, a inviarle Andrea Penzo Aiello, presidente di Veneto Imprese Unite. 7 punti all'ordine del giorno, fondamentali per salvare le piccole e medie imprese. Una lettera che è stata inviata al presidente Zaia, agli assessori regionali Canere e Marcato e ai 7 prefetti. Questo perché, ci spiega Andrea Penzoiello, presidente regionale di Veneto Imprese Unite, loro conoscono le reali difficoltà che viviamo ogni giorno. Loro possono interloquire con chi sta a Roma per riportare quelle che sono le necessità delle aziende. 7 punti che prevedono di abbattere i costi che le aziende hanno per permettergli di mettersi in piedi con le proprie gambe invece che aspettare aiuti a pioggia, una tantum, che alla fine non aiutano mai in realtà le aziende. Fra i punti non poteva mancare la questione bollette. Servono interventi urgenti per contenere i costi delle utenze, luce e gas, non solo. Bisogna rivedere il costo del lavoro, perché un dipendente non può costare circa 3 volte il netto e quindi saremo costretti altrimenti a dover di nuovo ridurre il nostro organico, perché o paghiamo le bollette o paghiamo i dipendenti. Un'altra cosa poi è quella riguardante la cassa integrazione. Durante la pandemia abbiamo avuto questo strumento che era la cassa integrazione in deroga, che ci ha permesso di rivedere un attimo il nostro organico senza mai lasciare però indietro nessuno. E ancora fra le richieste anche quella di bloccare il rilascio di nuove licenze, soprattutto per il settore della ristorazione, per un periodo di 3-5 anni. In modo che chi è resistito con difficoltà in questo periodo possa dividersi quella piccola fetta di torta che è rimasta a livello proprio di popolazione che poi viene nelle nostre attività, e poi pian piano ricominciare appunto a produrre e allora solo ad allora ricominciare poi a liberalizzare di nuovo le licenze. Abbiamo fatto un invito preciso all'ANCI Veneto, spiega Penzoiello. Usare i pochi fondi che i comuni hanno a disposizione in questo periodo, in questo anno, non tanto per eventi sporadici come possono essere quelli per il carnevale o per le varie festività, ma per incentivare il consumo di vicinato. Infatti questi eventi sicuramente riempiono le testate dei giornali all'indomani per le decine di migliaia di persone che portano, ma quando un turismo mordi e fuggi che alla fine però non permette mai realmente di colmare le esigenze delle aziende. Bisogna far tornare la gente a consumare dal lunedì al venerdì e dare solidità alle aziende.
Un altro punto fondamentale che abbiamo sentito nella lettera è proprio quello di bloccare le rate del prestito Cura Italia, un prestito che ci hanno concesso inizio pandemia, che aveva 24 mesi di preammortamento, e 24 mesi scadono qua a giugno, però non era pensabile 2 anni fa che a giugno fossimo ancora in emergenza, quindi è necessario per noi in questo momento avere almeno altri 12 mesi di sospensione, di preammortamento, e poi cominciare a pagare quando il lavoro tornerà effettivamente a essere normale. Risonanza magnetica ferma fino a domani pomeriggio all'ospedale di Montebelluna a causa della rottura di un tubo ad alta pressione dell'acqua di raffreddamento all'interno del vano tecnico. Sul posto è subito intervenuto il personale dell'ufficio tecnico e delle tecnologie sanitarie, ma per tutta la giornata la risonanza non è mai stata messa in funzione. Il macchinario sarà riattivato con ogni probabilità lunedì pomeriggio. Oggi erano in programma 21 esami per il recupero delle liste di attesa. Tutti i pazienti sono stati contattati e ricandalarizzati. Il monopattino per consegnare la droga. Nella serata di ieri i carabinieri di Zerobranco hanno fermato un 24enne di origine nigeriana mentre viaggiava su un monopattino elettrico in via dell'Arma di Cavalleria, Quinto di Treviso. Con sé il giovane aveva ben 30 grammi di marijuana già confezionati in alcuni involucri di cellophane e di alcune decine di euro in contanti, verosimile il provento di attività ovviamente di spaccio. La droga e il denaro sono stati posti sotto sequestro, lo straniero è stato denunciato in stato di libertà all'autorità giudiziaria. Ed ora ci fermiamo per una piccola pausa pubblicitaria. Rieccoci nuovamente in studio. A 2 anni dalla pandemia per gli artigiani è tempo di fare un bilancio. Il saldo tra nuove aperture e chiusure è quasi al pari, soffre ancora la zona del Vittoriese e dell'Opitergino. Abbiamo perso il 20% delle imprese artigiane. Dal 2009 ad oggi, dato nazionale, dalla crisi economica alla pandemia, le imprese con meno di 20 dipendenti, il tessuto economico del territorio, ha perso il 20% di partite IVA. Treviso è la provincia in Veneto che meglio è riuscita a contenere l'urto, presentando un saldo quasi pari tra nuove imprese e cessate attività. Confartigianato Imprese ha comparato i dati delle camere di commercio. Le migliori performance sono nell'area di Castelfranco, Asolo e Montebelluna, quindi probabilmente imprese più strutturate che tengono di più il mercato. Un sostanziale pareggio, se non in perdita, nell'area del Trevigiano, decisamente in pareggio anche l'area del Coneglianese, decisamente male come saldo tutta l'area del Vittoriese e anche l'Opitergino Mottense. A trainare la ripresa i settori manifatturiero e metalmeccanico, per il quale però vale l'incognita del caro energia. Dal distretto dei vetrai di Ormelle a quello delle stamperie di Cimadolmo, l'automotive dell'Opitergino, aziende altamente energivore che potrebbero essere messe realmente in difficoltà. Le imprese metalmeccaniche sono le più energivore e quindi sono le più penalizzate dal sistema dell'aumento dei costi. Un'impresa piccola come la mia, che ho appunto una autocarrozzeria, sono passato da 800-900 euro al mese a 2.400 euro, quindi 3 volte tanto. Così come riferisce Sartori, le aziende dei servizi alla persona, parrucchieri ed estetisti con bollette triplicate, quelle partite IVA tra l'altro che hanno maggiormente sofferto a causa della pandemia. Nonostante l'ultimo provvedimento del governo sul caro bollette, la preoccupazione tra i sindaci resta altissima. A Resana il sindaco ha scritto alle associazioni sportive: aiutatemi a risparmiare. Se le cose vanno così abbiamo 240.000 euro da sborsare in più per quest'anno, quindi non ce la facciamo con il nostro bilancio, non so dove tagliare. Avevamo in progetto un bel intervento di asfaltatura e di manutenzione quindi delle strade, anche degli impianti stessi, e probabilmente dovremmo rinviarlo a quando si potrà farlo. Adesso valuteremo un attimo con le risorse che abbiamo a disposizione. La coperta resta corta anche dopo il provvedimento del governo. Questa è l'impressione del sindaco di Resana, Stefano Bosa, che carte alla mano passa in rassegna i consumi di ogni singolo edificio comunale. Le percentuali, nell'ultima colonna, non lasciano spazio a slanci di ottimismo. Si va da rincari del 50% ad aumenti del 400% tra gas ed elettricità. Un salasso con il comune che da inizio mese è corso ai ripari. Già un paio di settimane fa, anche prima forse, ho mandato un invito alle società gestori delle palestre, degli impianti sportivi, ma anche alle scuole, a tutti chi gestisce impianti comunali, invitandoli a risparmiare il più possibile, quindi
So che non sarà facile, però magari qualche luce spenta ogni tanto, riscaldamento qualche grado più basso, vediamo. Qualcuno mi ha già risposto, ad esempio i ragazzi delle elementari mi hanno invitato la prossima settimana ad andarli a trovare per un progetto di risparmio energetico che loro hanno ideato tra i bambini delle nostre elementari. Insomma, bene l'ultimo decreto, ma non può bastare. Il caro bollette riguarda tutta la filiera dell'economia e dei consumi, con i municipi chiamati a fare da raccordo fra i vari bisogni. Noi guardiamo il nostro comune, ma come il nostro sono tutti i vari famiglie, comuni, enti. Il comune è una famiglia di famiglie, quindi se c'è l'aumento per tutte le famiglie c'è l'aumento per il comune, quindi i soldi sono tantissimi, veramente sarà veramente dura passare quest'anno se la situazione non migliorerà. 3 scuole di Treviso produrranno energia anche per i soggetti pubblici e privati vicini grazie alle cosiddette comunità energetiche. Il risparmio per le scuole in bolletta potrebbe aggirarsi intorno ai 4.000 euro, ma c'è di più. L'energia prodotta da pannelli fotovoltaici installati sui tetti di questi 3 edifici potrà essere ceduta ad altri grazie al concetto di comunità energetica, una misura inserita per decreto dal governo Conte bis che consente di condividere l'energia prodotta in eccesso con la comunità energetica locale, che può essere composta da svariati soggetti, associazioni, imprese e negozi. Abbiamo costituito la prima comunità energetica, una cosa innovativa sicuramente per il Comune di Treviso, ma sicuramente anche per l'Italia, dove siamo tra i primissimi, e consentirà di collegare diverse strutture con la produzione di energia fotovoltaica che verrà distribuita attraverso la linea Enel, certo, ma in tutta la comunità energetica. 3 scuole, Manzoni, Pascoli e Rambaldo degli Azzoni, i 3 plessi scolastici disponibili sui quali, grazie all'accordo regionale stipulato da ANCI Veneto e la ditta Regal Grid, è possibile installare un impianto di comproprietà, condividendo dunque l'accesso energetico. I 3 edifici potrebbero autoconsumare direttamente il 30% dell'energia prodotta con un notevole risparmio. Possiamo arrivare fino a una comunità energetica fino al megawatt, quindi una grande produzione. Potete immaginare che un megawatt produce il consumo circa di 10 scuole. Alle scuole Rambaldo degli Azzoni verranno posizionati i pannelli fotovoltaici che produrranno energia pulita, green, e che consentirà da questo punto di vista di abbassare le bollette per tutto il plesso scolastico e anche per tutta la comunità energetica, che sarà formata sia da immobili pubblici ma anche da immobili privati. L'energia in eccesso dunque potrà essere ceduta non solo a immobili prossimi all'istituto, ma anche a quelli siti in un'area molto più vasta. Passaggio oggi di testimone per le Olimpiadi invernali tra Pechino e Milano Cortina con la cerimonia di chiusura dei Giochi invernali 2022, il passaggio della bandiera con i sindaci Giuseppe Sale e Gianpietro Ghedina assieme al presidente del CONI Giovanni Malagò e all'amministratore delegato della Fondazione Vincenzo Novari, e seguito in diretta in piazza a Cortina. Adesso inizia il nostro viaggio verso Milano Cortina 2026, ha detto il presidente Luca Zaia. Ci aspetta un grande lavoro da parte dei tecnici, dei volontari, del mondo delle istituzioni dello sport. C'è molta aspettativa, ha aggiunto emozionato, e noi veneti abbiamo una grande occasione e opportunità. Ora avanti tutta, pancia a terra, per lavorare per il grande obiettivo del 2026. La chiusura delle Olimpiadi Milano Cortina 2026, come già annunciato, si terrà a Verona all'Arena, dove si terrà anche la cerimonia di apertura delle Paralimpiadi invernali. E presentato il logo di Treviso, città europea dello sport 2022. Treviso, città europea dello sport 2022, entra nel vivo, presenta il logo che andrà a contraddistinguere tutti gli eventi, non solo sportivi ma anche didattici come convegni e incontri, che caratterizzeranno questo anno in cui la città è stata incoronata insieme ad altre 8 con questo prestigioso riconoscimento. Un anno in cui riprendersi lo sport strappato ai tanti giovani e giovanissimi a causa dell'emergenza sanitaria. 126 sono le associazioni sportive sul territorio, tutte in questi anni hanno resistito al vento di Bora stringendo i denti, seppur perdendo iscritti e fondi. Per loro il progetto Mi Muovo Per ha messo a disposizione delle borse di sport. L'aspetto economico delle concessioni deve essere rivisto, l'aiuto economico alle società sportive deve esserci, perché è necessario intervenire anche in maniera concreta
per un aiuto, ma soprattutto bisogna, a mio modo di vedere, così com'è Treviso Città Europea dello Sport, riuscire a tirare fuori dalle case quei moltissimi ragazzini che hanno passato 2 anni davanti ai computer, ai tablet, agli smartphone e riportarli nelle palestre e nei campi. Il logo, realizzato dalla graphic designer Lisa Reginato, vuole rappresentare il dinamismo insito nello sport, le linee fluide che avvolgono Palazzo dei 300, dunque la città, con i colori della persona, uomini e donne. Un simbolo che vuole rappresentare i valori fondanti dello sport e che la città di Treviso vuole veicolare: benessere, inclusione, ma anche impresa. Quindi far capire quanto l'investimento nello sport possa aiutare certamente il business dell'impresa, ma lo possa fare anche portando avanti la comunità. Una Treviso colorata fra coriandoli e stelle filanti. È entrato nel vivo il Carnevale. Piazza dei Signori oggi piena davvero di bimbi, tante mascherine e sorrisi. Dopo 2 anni di pandemia, ci dicono i genitori, ci voleva un ritorno alla normalità. Sicuramente molto bello, e poi c'è voglia proprio di normalità, di un po' di spensieratezza sicuramente. Infatti con mia moglie siamo venuti a fare un giretto proprio per lei, per fare un po' assaporare un po' anche il carnevale. Vero amore? Una bellissima emozione. E noi arriviamo da Torino e è bello anche rivedere la vita nelle piazze e in mezzo alle persone. Ti sei vestita da? Biancaneve. Sei contenta che finalmente è tornato il carnevale? Sì. Da cosa ti sei vestita tu? Ladybug. Abbiamo ripreso finalmente a girare, visitare e stare in mezzo alla gente. Vi ricordo che dal 9 marzo scatterà un nuovo passaggio verso la televisione digitale in Veneto. Le 3 emittenti del gruppo Media Nord-Est si ricollocheranno in una nuova posizione sul telecomando. Antenna 3 sarà visibile sul canale 10, Rete Veneta sul canale 14 e TN Telenord-Est sul canale 18. Per continuare a seguire l'informazione di Antenna 3, Rete Veneta e Telenord-Est, quindi sarà sufficiente risintonizzare il televisore e seguire le nostre emittenti sui nuovi canali, il 10 per Antenna 3, il 14 per Rete Veneta ed il 18 per Telenord-Est. E questa era la nostra ultima notizia, vi lascio quindi alle nostre previsioni del tempo. Grazie davvero per averci seguito e buona serata. Entra nel mondo Lolato. Da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia. Laboratorio per la produzione di plantari e calzature su misura. Benvenuti al Meteo. L'inizio della settimana vedrà il passaggio di un fronte proveniente dalla Scandinavia. Ancora una volta però la traiettoria si dimostrerà poco foriera di precipitazioni per le nostre regioni, che resteranno tutto sommato protette dalla barriera alpina. Ma vediamo la situazione nel dettaglio. Sul Veneto lunedì 21 febbraio cielo sereno o poco nuvoloso in pianura. Qui avremo anche qualche foschia al mattino. Probabili maggiori addensamenti in montagna, soprattutto sulle Dolomiti. Nel pomeriggio poi non si escludono locali piovaschi.
Intensificazione dei venti da nord-ovest. Vediamo le temperature, minime tra 2 e 6 gradi, massime comprese invece tra i 9 e i 14 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui sarà una giornata all'insegna di un'alternanza di momenti asciutti con altri appunto soleggiati, altri ancora invece con qualche precipitazione. Temperature minime tra 2 e 5 gradi, massime sui 9-12 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Sarà soleggiato ovunque, qualche nevicata sui confini alpini, in calo fin sotto i 500 metri sull'Alto Adige. Temperature minime intorno ai 2-3 gradi all'incirca, massime sui 14. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Busti, tutori e protesi di arto personalizzati. Ortopedia e sanitaria Lolato. A Treviso e Montebelluna. Lolato, soluzioni per star bene.